Violenta mentre era in servizio, un 22enne è stato denunciato per violenza sessuale accaduto sulla tratta Treviso-Montebelluna. Il sindacato: inaccettabile sentirsi insicure sul luogo di lavoro. Dolore a Ponzano Veneto per la scomparsa di Luciano Sandrini, il 75enne morto ieri pomeriggio al rally del Lazio. La famiglia sconvolta, una dinamica difficile da comprendere. Circolare dal Viminale a tutte le prefetture e questure in Italia, obiettivo verificare e innalzare i livelli di sicurezza dei leader politici dopo l'omicidio Kirk negli Stati Uniti. Individuati dalla polizia locale 2 dei 5 componenti della banda di giovani vandali che aveva sfregiato la statua del Cima a Conegliano sono italiani e poco più che maggiorenni. Una targa all'entrata della Cittadella della Salute, la cerimonia questa mattina per omaggiare e ricordare Domenico Stellini, storico direttore generale dell'ULSS Trevigiana, a 90 anni dalla nascita e a 5 dalla scomparsa. Inaugurata a Preganziolo una struttura per la coabitazione di anziani autosufficienti, un futuro di socialità e sicurezza sanitaria per chi d'un tratto si trova in case diventate troppo grandi. Il raduno dell'Associazione Nazionale Polizia entra nel vivo, domani la sfilata in diretta dalle 10:15 su Antenna 3, tra gli ospiti di oggi Gino Cecchettin, sul listone tutti i reparti della Polizia di Stato. Una giornata di festa alpina a Belluno, il sigillo della città alle penne nere dal mattino fino alla sera, eventi e cerimonie per celebrare questo appuntamento. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali e partiamo dunque dalla cronaca, dalla capotreno molestata mentre era in servizio. Un 22enne è stato denunciato per violenza sessuale, accaduto sulla tratta Treviso-Montebelluna, con il sindacato che dice inaccettabile sentirsi insicure sul luogo di lavoro. Di fatto è un episodio di violenza reso ancora più grave dal fatto che sia appunto una violenza di genere nei confronti di una donna e che soprattutto stava svolgendo la propria prestazione lavorativa. Capotreno donna, vittima di violenza sessuale, un palpeggiamento mentre era al lavoro su un convoglio che percorreva la tratta Treviso-Montebelluna. L'episodio è accaduto lo scorso 4 settembre. La questura di Treviso ne ha dato notizia nell'ambito del bilancio sui controlli straordinari eseguiti nel territorio nelle ultime 2 settimane. Tra gli interventi effettuati, proprio quello sul treno in questione, dove la donna è stata avvicinata e palpeggiata da un 22enne originario del Burkina Faso che è stato denunciato dalla polizia ferroviaria. Sicuramente il commento è quello di una condanna, ci deve far riflettere ancora di più rispetto al concetto culturale, anche con riferimento al genere e con riferimento appunto ai problemi che ci sono all'interno della società rispetto a questo tema. Io credo che debba essere fatta una prevenzione, perché comunque una persona deve essere nelle condizioni, sia esso uomo sia essa donna, di poter svolgere la propria prestazione lavorativa in sicurezza e tranquillamente. Quindi bisognerebbe appunto fare quella che è la prevenzione di carattere culturale sia nelle famiglie che nelle scuole, per mettere l'accento rispetto a queste situazioni, rispetto al fatto che queste situazioni non debbano più ripetersi e quindi non si debba mettere nelle condizioni le persone di doversi tutelare o di dover aver paura di svolgere il proprio lavoro. I controlli della polizia hanno portato nella Marca all'identificazione di 1.493 giovani, di cui 364 minorenni e 166 stranieri. 9 le espulsioni di cittadini stranieri anche giovanissimi, l'età va da 18 a 28 anni. E se sono stati i luoghi di aggregazione preferiti proprio dai ragazzi, quelli maggiormente monitorati, l'ambito dei trasporti, treni e bus rimane uno dei più delicati per la sicurezza del personale, come rimarca il sindacato. Sindacalmente ovviamente si possono fare tantissime cose, però la cosa da fare è agire sulla cittadinanza e soprattutto sui ragazzi e le ragazze più giovani, per poter far sì che questi episodi non succedano più e che comunque vengano visti per quello che sono episodi di violenza pura. Il dolore a Ponzano adesso per la morte di Luciano Sandrin, il 75enne che è mancato per le lesioni al rally del Lazio a cui stava assistendo. La famiglia è sconvolta, una dinamica, dicono, difficile da comprendere. Era fiero di tutti noi e di Tom in particolare adesso.
C'è un enorme dolore in casa Sandrin a Paderno di Ponzano, misto a incredulità per una disgrazia dalla dinamica difficile da comprendere. Quella costata la vita a Luciano Sandrin, 75 anni, e la passione per i rally coltivata da pilota e trasmessa poi ai 2 figli, Andrea e Luca, e al nipote appena 18enne Tommaso. Proprio assistendo alla gara di quest'ultimo, al rally del Lazio Cassino, valido per il campionato italiano, Sandrin è stato colpito dalle tegole e dai mattoni di una struttura crollata in seguito all'uscita di strada dell'auto condotta da un pilota vicentino, Mattia Carlotto. Al momento risultava cosciente, poi la situazione è degenerata. All'ospedale di Cassino i medici hanno tentato di intervenire sulle lesioni a fegato e milza, ma il 75enne è morto in sala operatoria. Nel comunicato diffuso dagli organizzatori si dice che Sandrin si trovava in un tratto interdetto, ma alla gara, spiegano i familiari, assisteva a diversi metri di distanza e sul crollo della struttura che l'ha travolto andrà fatta chiarezza. La procura di Frosinone ha aperto sul caso un fascicolo e ancora non è arrivato il nulla osta al rientro della salma in Veneto. Ci ha sempre accompagnato dopo che ha corso lui, poi con Andrea, con me e poi con Tommy. Era molto felice di seguirci e di seguire Tommy in questo programma molto importante che stava facendo in questi anni. Il sindaco di Ponzano Baseggio aveva incontrato di recente Sandrin in occasione dei 50 anni di matrimonio. Facendo 2 parole, parlando proprio della sua passione, ed è drammatico il fatto che la sua passione l'abbia portato via, cioè essere così sfortunati sinceramente, assistere a uno spettacolo che è una gara di rally, mettersi in una posizione magari anche pericolosa, ma essere colpito semplicemente da qualcosa che cade, che viene urtato da un'auto, è proprio sfortuna. Purtroppo quando si fanno questo tipo di gare c'è sempre il rischio, sia dalla parte quando sei all'interno delle auto che corri, sia dalla parte degli spettatori, che ogni tanto può succedere una disgrazia del genere e non è facile da digerire questa cosa qua. Riccardo Bassetto, rallista a sua volta, ricorda come questa passione di famiglia fosse sfociata nella recente creazione di una scuderia, la ST12, dal nome del nipote. Di fronte alla morte di Sandrin, gli organizzatori del rally di Cassino avevano deciso di sospendere la manifestazione, ma i familiari stessi del 75enne hanno chiesto di proseguire come lui, hanno detto, avrebbe sicuramente voluto. Luciano è sempre stato un appassionato di motori, tanto che appunto lui lo faceva negli anni 70, negli anni d'oro del rallismo qua di zona, e tutte le gare qua in zona lui era sempre presente, anche alle nostre veniva sempre a vederci, sempre col sorriso, sempre disponibilissimo, cioè una persona veramente che amava il mondo dei rally. E questo dunque il resoconto. C'è un clima di tensione che sale sulla scena politica italiana dopo l'omicidio negli Stati Uniti, lo vedete, dell'attivista conservatore Charlie Kirk. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, il Viminale ha inviato a prefetti e questori una circolare per verificare i dispositivi di sicurezza che, se ritenuto opportuno, vanno innalzati al massimo livello. Si tratta di un aggiornamento della sicurezza dei leader politici alla luce dell'attentato. L'input dato a prefetti e questori riguarda sia politici nazionali che locali, a partire dalla Premier Giorgia Meloni, dai vice premier e dalle massime cariche istituzionali che comunque già beneficiano del massimo livello di sicurezza previsto, sia personaggi che, vista la situazione internazionale, possano in qualche modo risultare a rischio o essere esposti a pericoli straordinari. La massima tutela prevista, quella di primo livello, prevede una decina di persone e 3 auto blindate a protezione, e questo nell'arco delle 24 ore significa che il dispositivo riguarda almeno 30 persone. Sono stati individuati, grazie alle telecamere della videosorveglianza, 2 dei 5 giovani che nella notte tra il 26 e il 27 agosto scorsi hanno danneggiato la statua del Cima da Conegliano, sistemata all'ingresso della sua casa natale nel cuore del centro storico cittadino. Si tratta di 2 ragazzi italiani appena maggiorenni. Quella notte era stato rotto e portato via il pennello della statua in bronzo. Si tratta del secondo episodio di vandalismo ai danni dell'opera realizzata da Salvatore Grillo. La polizia locale ora è al lavoro per individuare anche gli altri giovani che hanno compiuto questo gesto. La politica adesso, regionali e stallo nel centrodestra. Il leader veneto dei meloniani, De Carlo, si rivolge alle imprese chiedendo ancora un po' di pazienza per il nome che manca, e sul numero di assessori in caso di vittoria non cede ai calcoli. La giunta deve essere espressione del peso dei voti.
Alle imprese dico sì, siamo in ritardo forse con la definizione di un candidato, ma non siamo certo in ritardo nella definizione di ciò che noi vogliamo per le imprese. Credo di conoscere ciò che le imprese vogliono e siamo pronti a mettere a disposizione le soluzioni di ciò che vogliono le imprese. L'appello al mondo economico De Carlo lo lancia da presidente della Commissione dell'attività produttiva, agricoltura e turismo del Senato, prima ancora che da leader veneto dei meloniani. 700 realtà incontrate e ascoltate in questi anni, e vedere che le imprese sono stufe di attendere un nome dal centrodestra certo non va giù. È di fatto l'unico vero passaggio che De Carlo sottoscrive rispetto alla lettera che in questi giorni ha creato subbuglio nella coalizione. La missiva è indirizzata a Giorgia Meloni dal presidente di Confimindustria Padova Rovigo, Raffaele Zanon, storico esponente di Fratelli d'Italia a Padova. Ci sono parti della lettera condivisibili, parti meno condivisibili. Io sulla lista Zaia abbiamo sempre avuto ufficialmente come partito una posizione molto laica, nel senso per noi non era un tema di Fratelli d'Italia, abbiamo sempre detto che era un tema interno alla Lega, non condivido la contrapposizione, se si sceglie subito non ci sono i giochi di palazzetto, se invece va lunga non ci sono giochi di palazzetto. Credo che Zanon abbia voluto intendere non facciamo credere che esistano giochi di palazzetto. De Carlo rigetta ipotesi di giochi di potere e di calcolatrice alla mano per decidere la giunta in caso di vittoria. Se il candidato va alla Lega, più assessori meloniani o viceversa? E chi l'ha detto? Il peso della giunta è sempre, diciamo così, relativo alla forza che tu hai in consiglio. Tu hai un numero di eletti tale che ti consente di avere un numero di assessori, altrimenti non regge, non esiste una giunta diversa dal consiglio e quindi le giunte saranno espressione del voto popolare. Se c'è una forte preponderanza di Fratelli d'Italia in consiglio, ci sarà una forte preponderanza di Fratelli d'Italia anche in giunta. Insomma, Fratelli d'Italia punta tutto sui voti e non molla su Palazzo Balbi. Una certa pressione ormai è chiara. Anch'io credo che oggi sia ora di stringere e di trovare un candidato. Aspetterei la chiusura di questo tavolo che mi auguro sia nel più breve tempo possibile, quindi faccio appello ai nostri leader perché nel più breve tempo possibile diano la possibilità ai veneti di sapere chi sarà il leader della coalizione. Intanto la Lega si prepara all'imminente appuntamento di Pontida fra una settimana con questioni interne ancora da affrontare, ma anche un leader, Alberto Stefani, che sembra ormai designato per la corsa a Palazzo Balbi. Tra qualche giorno sarà sciolto il nodo per Roberto Marcato, ma per tutti gli altri nessuno ha una primazia. È ovvio che chi ha svolto bene il proprio lavoro, è stato per tanti anni all'interno del Consiglio regionale, ha sempre adempiuto tutti gli obblighi di partito, non vi sono motivi per non vederlo in corsa. Una porta aperta ma a una condizione, sembra dire il vice segretario regionale del Carroccio, che Marcato non faccia la prima donna. Tutti a disposizione, lo stesso Barbisan tra questi, e la storia di nessuno verrà dimenticata. È la risposta a stretto giro indirizzata all'assessore campione di preferenze che solo qualche ora prima, a margine di un convegno, era tornato ad agitare lo spettro di una corsa solitaria. Nessuna via è esclusa, nemmeno anche di andare anche da solo. A me mi diverte un pasto. Non suona bene, voto Marcato, è bellissimo. Un Marcato che corre da solo? Beh, credo che non faccia onore alla sua storia di vero militante della Lega. È un Carroccio che vive di sentimenti contrastanti, quello di questi giorni, le fibrillazioni interne per le candidature legate alla spinta galvanizzata dal lancio di Salvini per un Alberto Stefani che sembra ormai muoversi da candidato in pectore per Palazzo Balbi. L'indizio del tour di incontri e strette di mano nella Marca trevigiana, terra di Giovanni Manildo, non è passato inosservato. Marcato però avverte. Che sia la scelta consapevole di una maggioranza, non il frutto di dinamiche romane. Lui ha bisogno di una investitura davvero forte e di una squadra forte. Per cui lo dico ai quattro fenomeni che ha il dubbio se candidare Marcato oppure no. No, lo dico per loro. È meglio avere uomini e donne preparati e forti perché saranno 5 anni duri da gestire. Ci sono dei fenomeni che magari non vogliono neanche che mi candidi io, non è che solo Marcato ha gente pro e gente contro, con tutto il rispetto, pertanto si sa come va la politica, non tutti piacciamo a tutti, però Marcato piace a molti. È con questo spirito che la Lega si avvicina a Pontida 2025, dove non mancherà la presenza dell'ormai vice segretario federale Roberto Vannacci. Non credo che ci possa essere una sua lista, credo che ci possa essere un suo sostegno in campagna elettorale.
Una Pontida dove tra gli ospiti ci sarà Jordan Bardella, il braccio destro di Marine Le Pen, a confermare lo stretto legame con una destra mai digerita da una fetta consistente del carroccio, a partire proprio da Marcato, che all'appuntamento ci sarà, ma non manca di ironizzare. Certo, magari a Pontida è il pratone dei leghisti, anche dei non leghisti, ma insomma soprattutto dei leghisti. Ed elezioni regionali continuiamo a parlare perché stamattina nel centro civico Villa Lattes a Vicenza, alla presenza del candidato presidente per il centro-sinistra Giovanni Manildo, è stata presentata la lista Le Civiche Venete, un progetto nuovo di rete tra realtà civiche territoriali della regione. L'intenzione è quella di portare il civismo all'interno delle istituzioni regionali. Lo hanno confermato i tanti amministratori e amministratrici provenienti da tutte le province venete che hanno testimoniato la volontà di costruire un progetto corale, radicato in ogni territorio e capace di raccogliere le istanze che nascono dalle comunità locali. Centrosinistra Veneto che prosegue compatto dunque la campagna elettorale per la presidenza di Giovanni Manildo, ma i Dem attaccano anche il centrodestra e il grave ritardo, così lo definiscono, per cui non è ancora stata decisa la data del voto. Da quando oltre 2 mesi fa è stata formalizzata la candidatura a presidente di Giovanni Manildo, il centro-sinistra veneto marcia compatto verso le prossime elezioni regionali. Al momento è una marcia solitaria, senza avversari, vista l'assenza di un candidato nel centrodestra, ma soprattutto una marcia senza ancora una data del voto. Questo è molto grave. Io chiedo a Zaia di indicare il giorno del voto intanto, cioè i veneti ancora non sanno quando andranno a votare e questo è un problema. Il centrosinistra ha già un candidato in campo da mesi che sta già battendo palmo a palmo la regione, un'espressione del territorio con una coalizione molto coesa. Il centrodestra sta ancora litigando. I problemi del centrodestra non riguardano né preoccupano il centrosinistra, ma si trasformano in problemi di tutti se diventano il motivo per cui si tarda a stabilire la data delle elezioni. È scorretto, il problema è che loro antepongono gli interessi della loro coalizione a quelli dei cittadini e dei veneti che invece hanno tutto il diritto di sapere quando si fa il voto e di saperlo anche velocemente, anche le forze politiche per potersi organizzare. Stiamo vedendo anche in questi giorni che le forze economiche, le categorie produttive del Veneto giustamente protestano perché rischiamo di andare di fronte ad un periodo in cui oltre al bilancio provvisorio si accompagna un'assenza di politiche che invece è necessaria per la nostra regione. A Venezia intanto il sindaco uscente Luigi Brugnaro ha attaccato la gestione del Festival della Politica di Mestre. Io non mi ricordo di essere stato mai invitato, adesso ormai è tardi, non posso neanche più farlo, invitato a fare un dibattito serio, politico al Festival della Politica. Mai? È una polemica che si basa sul nulla perché come adesso vi manderò la lista, è venuto tantissime volte, ha partecipato a molti incontri con l'ex ministro Orlando, col direttore Cerasa del Foglio un paio di volte, faccia a faccia col sindaco Nardella in piazza Ferretto, con tutti i sindaci veneti e poi ancora la presentazione dell'M9 fatta promossa dal festival, insomma sono tantissime le occasioni in cui il sindaco è stato presente, probabilmente ha perso un po' la memoria. A Treviso adesso c'erano quasi tutti i volti di 40 anni di sanità trevigiana. Oggi all'entrata della cittadella della salute al Cafoncello di Treviso, tutti per ricordare Domenico Stellini, storico direttore generale dell'ULSS Trevigiana, a 90 anni dalla nascita e a 5 dalla scomparsa. Papà non era un tipo abbastanza schivo, non cercava riconoscimenti, onorificenze, non gli interessavano mai. Però una cosa me la diceva periodicamente, mi piacerebbe un giorno che qualcosa ricordasse all'ospedale di Treviso il fatto che ci ho dedicato una vita. Andiamo? Desiderio esaudito dall'attuale dirigenza dell'ULSS Trevigiana, con questa targa posta all'entrata del Cafoncello. Un ospedale per il quale Domenico Stellini, storico direttore generale, ha dedicato oltre 30 anni di vita. È stato il padre della sanità trevigiana, lo riconosciamo tutti. È stato anche il padre della sanità veneta di fatto, perché è stato lui che ha portato l'ospedale di Treviso, scusatemi il termine, non si offendono i primani, non si offendono nessuno, da piccolo anatrocolo a ospedale regionale. E lo ha fatto ogni giorno, come ha ricordato il figlio. Diventò direttore sanitario a 31 anni e poi ha portato avanti la costruzione di questo ospedale
veramente in maniera pedissequa, rinunciando anche a incarichi molto importanti fuori Treviso. E io mi ricordo da bambino di aver visto tutte le tappe, mi ricordo quando mi portava a San Leonardo dove c'era ancora l'ospedale civile, mi ricordo i camici bianchi a San Leonardo e il passaggio sempre più forte, sempre più importante a Caffoncello e la costruzione di Caffoncello. E la scelta della targa, l'entrata della cittadella sanitaria, ha sottolineato il direttore Benazzi, è la naturale prosecuzione del suo operato. Così come l'impegno di tanti suoi medici oggi ai vertici della sanità veneta e non, presenti alla cerimonia dove è stato sottolineato l'impegno del dottor Stellini per la sanità di tutti. È una sanità che accoglie tutti, che non seleziona il paziente in base alle condizioni o al tipo di patologia, è la grande macchina di cui non si riconoscono molto spesso i continui successi, ma si vengono solo stigmatizzate le difficoltà, ma noi nel Veneto possiamo essere orgogliosi perché abbiamo dei poli di sanità di eccezionale livello, a livello nazionale e anche europeo, e Treviso è sicuramente uno di questi. Grazie forse a quello che ha fatto papà tanti anni fa e sicuramente grazie a quelli che stanno lavorandoci adesso. Inaugurazione invece a Preganziol di una struttura per la coabitazione di anziani autosufficienti. L'idea iniziale del donatore era per una casa di riposo, ma qui si punta a offrire un futuro di socialità e sicurezza sanitaria per chi d'un tratto si trova solo in case diventate troppo grandi. Borgo Gatto oggi è un villaggio per persone autosufficienti, anziane, che vogliono vivere insieme pur stando nei loro appartamenti e nelle loro attività. È il futuro della terza età, di chi pur essendo in pensione con i capelli bianchi è ancora in salute ma magari è rimasto solo in abitazioni diventate d'un tratto troppo grandi. A Preganziol questa nuova struttura porta il nome del benefattore che ha donato terreni ed edifici e al quale hanno dedicato la via d'accesso. Una storia nata diversi anni fa e che ora ha finalmente tagliato il nastro della piena funzionalità dopo anni di problemi burocratici, operativi ma anche politici. Missione compiuta sì, capisci, però tutti questi anni che ho sofferto, che ho sostenuto anche il donatore, perché il donatore quando mi è stato detto che non si può fare voleva mettere un cartello in strada e vendo tutto. Pieretto è l'ex consigliere comunale al quale Ferruccio Gatto si è rivolto per la donazione vincolata però ad una casa di riposo, ma qui il concetto è diverso. È un villaggio per persone autosufficienti dai 55 anni in su che vogliono vivere insieme. Sono 12 appartamenti, più piccoli e più grandi, per vivere anche in coppia e che diventano un momento di vita comune. Però questa non è una casa di riposo. Questa non è una casa di riposo, anzi il problema più grosso è spiegare, perché è un problema culturale, tenendo presente però che viviamo in una regione come il Veneto, che la casa e la proprietà della casa diventa l'elemento principale che viene fatto e quindi si fa fatica a lasciarla. Ma qui si può ritrovare un dialogo e una socialità anche semplicemente con il centro diurno, ma soprattutto una presenza sanitaria sempre più indispensabile con l'avanzare dell'età. Un esempio visto con interesse da molti comuni della Marca, stando alla presenza di sindaci e assessori al sociale all'inaugurazione. Trovare risposte innovative come quella della coabitazione è sicuramente una proposta per il futuro delle nostre comunità, in grado di dare delle soluzioni diverse a quello che è il tema delle fragilità, delle solitudini, e quindi un contesto protetto, un contesto in cui trovare una parola di conforto è sicuramente la prospettiva su cui puntare anche per il futuro. È il momento del nostro break, a tra poco. Riprendiamo il nostro telegiornale, bentrovati. Torna a Treviso la giornata dello sport che darà la possibilità a bambini e ragazzi di provare una quarantina di discipline sportive. L'appuntamento è per domani dalle 9:30 alle 12 e dalle 15 alle 19. Saranno le nostre Olimpiadi, siamo felicissimi e io mi auguro che un giorno un bambino che diventerà un campione, ma sicuramente sarà un cittadino migliore, abbia il passaporto che daremo con ciò che ha praticato e potrà farlo vedere con grande orgoglio. Domenica
Domenica 14 settembre Treviso torna ad ospitare la giornata dello sport, trasformando il centro tra Piazzale Burchellati, Borgo Mazzini e Piazza Matteotti in un grande palcoscenico da 10.000 metri quadri dove i bimbi potranno scoprire e provare una quarantina di discipline sportive, dal tennis alle arti marziali, dallo sci al calcio, dalla pallacanestro al volley, dal rugby alla danza, passando per il tiro a segno, tiro con l'arco, pattinaggio e canottaggio, solo per citarne alcune. Dopo il successo dello scorso anno con la data zero, si replica con numeri che decretano già il successo di questa seconda edizione, che vedrà una sessantina di associazioni sportive a fronte delle 28 di un anno fa. Ogni partecipante potrà collezionare sul proprio passaporto dello sportivo tanti timbri quanti sport avrà provato. C'è la possibilità di provare degli sport che magari uno non avrebbe altra occasione di provare in un altro contesto, e quindi potrebbe anche trovare uno sport che gli piace. Giochi, dimostrazioni, incontri animeranno la giornata che vivrà il momento clou con la premiazione di 22 associazioni e di un centinaio di atleti trevigiani che hanno conseguito risultati di eccellenza a livello regionale e nazionale. Socializzare, mantenersi in salute, ma soprattutto la festa di domenica ha l'obiettivo di ribadire il valore educativo che ha lo sport per i giovani, tenendoli lontani da forme di violenza e bullismo che troppo spesso li vedono protagonisti. Significa educare i ragazzi al rispetto di sé e degli altri, educarli al rispetto delle regole, all'impegno, al sacrificio. Le cose si ottengono facendo fatica, quindi, e anche imparare a gestire la sconfitta, che è un tema importante di questi tempi. Lo sport insegna tutto questo, insegna a stare insieme in un modo che sicuramente è più divertente che andare a sfasciare le cose in giro. A Padova adesso le varie specialità della Polizia di Stato per tutto il giorno sul listone a disposizione dei cittadini, un convegno sulla violenza di genere al Bo con ospite Gino Cecchettin, entra nel vivo il 9° raduno nazionale dell'ANPS, domani la grande sfilata in diretta su Antenna 3. C'è la festa della città che accoglie con curiosità e gratitudine la Polizia di Stato con le varie specialità. Il listone si trasforma per fare spazio ai vari reparti, tra i quali cinofili, con animali bellissimi come Angie, un cane poliziotto di 5 anni specializzato nel soccorso alle persone. Entra nel vivo il 9° raduno dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato, che ha vissuto un momento di riflessione sulla violenza di genere ospitato nell'aula magna del Bo davanti a decine di studenti degli istituti superiori della città. Comprendere, agire e prevenire, il titolo scelto per la mattinata che ha avuto tra gli ospiti Gino Cecchettin. Cerco di parlare da papà e da cittadino che ha un vissuto e che negli ultimi 2 anni purtroppo si è scontrato con un tema che prima mi era sconosciuto, e a me piace andare a fondo. All'interno della fondazione c'è un comitato scientifico di tutto rispetto che mi sta dando gli elementi per capire cosa sia la violenza di genere, e quindi cerco di unire l'esperienza purtroppo tragica che ho vissuto assieme alla conoscenza scientifica per portare un messaggio. Con lui Maria Luisa Pellizzari, già vice capo della Polizia, il procuratore della Repubblica di Padova Angelo Antonio Racanelli e Giuseppe Maria Iorio, dirigente della divisione anticrimine della Questura di Padova, che ha spiegato quali sono gli strumenti disponibili contro la violenza di genere, tra questi l'ammonimento. Nei giorni successivi all'ammonimento, ad esempio, continuiamo a contattare la persona per capire la reazione che ha avuto il maltrattante, quindi se questa situazione, questo ammonimento ha creato una situazione di malessere o di pericolo. Noi le sentiamo costantemente, perché poi si crea un rapporto di fiducia, loro si fidano a quel punto di noi, e insieme cerchiamo di capire se la paura che rimane comunque sempre un po' nella vittima è una paura reale o una paura che invece può essere controllata, che può essere sconfitta. Domani mattina l'evento conclusivo del 9° raduno nazionale della NPS. In Prato della Valle la grande sfilata alla presenza del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e del capo della Polizia Vittorio Pisani, che a partire dalle 10 sarà trasmessa in diretta su Antenna 3, emittente del network Media Nord-Est. In serata poi andrà in onda il concerto della band della Polizia che si terrà al Teatro Verdi. Lo sport adesso, il rugby, il Benetton supera positivamente anche il secondo test prima dell'avvio ufficiale della stagione, vincendo in casa a Monigo sabato prossimo, prima gara di campionato.
Buona anche la seconda, il Benetton Rugby bis il successo ottenuto nella prima amichevole di stagione in trasferta contro gli Harlequins e nell'ultimo test precampionato incassa una vittoria davanti al pubblico di casa con i georgiani dei Black Lion. A Monigo entrambe le squadre mostrano sin da subito una forte fisicità, i biancoverdi spingono sull'acceleratore con gli avversari che riescono a respingere gli attacchi. Il primo tempo si chiude con gli ospiti in vantaggio 7-10, nella ripresa dopo diversi cambi nell'una e nell'altra compagine i leoni mantengono il possesso e con Umaga riescono a trovare il pareggio. Il ritmo sale e i biancoverdi trovano la chiave giusta per portare a casa la partita. Alla fine il tabellone segna 22-15 per i biancoverdi. Tra i grandi protagonisti della sfida Alessandro Drago, autore di una doppietta di mete che legge così l'incontro. È stata una partita molto dura fisicamente, l'avevamo studiato in settimana e avevamo visto appunto anche molti video loro e giocavano appunto un rugby molto semplice. Un passaggio e cercavano di combattere fisicamente e sono riusciti fino al primo tempo. Il secondo tempo si è vista una marcia in più da parte nostra. Soddisfatto anche per la sua personale prestazione di fronte alla famiglia presente sugli spalti. Sono riuscito a trovarmi appunto nella posizione giusta, nel momento giusto e avevo fatto la prima meta e poi la seconda grazie a mio fratello che ha fatto un gran assist. Una vittoria che scalda i tifosi del Benetton pronti per la prima gara di United Rugby Championship, in programma il 27 settembre in trasferta contro il Connacht. Abbiamo fatto un pre-stagione bello duro per arrivare pronti alla stagione e abbiamo fatto una buona partita contro gli Harlequins e dovevamo perfezionare questa e ci siamo quasi riusciti. E andiamo adesso alle notizie dal bellunese. Agli alpini il sigillo della città di Belluno e dunque una grande festa per le penne nere. Belluno, una città in festa, una piazza piena per il conferimento di un sigillo da parte del comune agli alpini. E questo sigillo agli alpini è veramente un segno di riconoscenza e un momento per rinsaldare il patto che ha la città di Belluno con gli alpini, che io sono estremamente convinto che fanno parte di questa comunità, di questa città, fanno parte dell'identità di questa città. Belluno e gli alpini, un legame indissolubile nel passato e nel presente, dalla presenza della caserma del 7° Reggimento Alpini a quella costante nelle emergenze che vedono impegnata la protezione civile di quanti hanno nel cuore la penna nera di un corpo, nei confronti del quale il senso di appartenenza è qualcosa di molto più profondo dell'essere stati militari assieme. Belluno è la città alpina, da sempre, dal 1953 che è stata fondata la Brigata Alpina Cadore. Gli alpini ci sono sempre stati e di conseguenza anche tutti gli alpini in congedo, che una volta acquisiti i valori di una leva dove chiaramente ci siamo arricchiti in quello che chiama fare la vita, abbiamo continuato nella nostra opera di solidarietà, di volontariato e quindi sempre presenti, sempre attivi per le nostre popolazioni. E vediamo dunque il racconto di questa giornata di festa che celebra il legame indissolubile tra Belluno e l'Associazione Nazionale Alpini. Musica e colori hanno riempito le strade del centro storico fin dal primo mattino. Solidarietà e sacrificio, i valori cardine profusi dall'Associazione Nazionale Alpini, oggi insignita della più alta onorificenza che l'amministrazione possa conferire, il sigillo della città di Belluno. Una festa di musica e colori iniziata già in mattinata con la sfilata di 86 associazioni di volontariato del territorio che hanno reso omaggio alle penne nere. Nel pomeriggio l'onore ai caduti alla caserma Salsa d'Angelo con la deposizione della corona, simbolo del rispetto e reverenza verso chi ha perso la vita sul campo di battaglia. Settimo! Onori ai caduti!
E poi la sfilata guidata dalla storica fanfara della Brigata Alpina Cadore, che ha marciato lungo via Col di Lana, scendendo verso viale Fantuzzi, via Ippolito Caffi, per poi passare accompagnata dagli applausi degli spettatori presenti lungo via Loreto e via Matteotti fino a piazza dei Martiri per la cerimonia dell'alzabandiera e la consegna dell'attestato di riconoscenza da parte del Comune di Belluno. Grazie con profondo riconoscimento. Non ci chiediamo per chi e per che cosa, ma se qualcuno ha bisogno, noi siamo presenti. E poi Piazza Duomo con il carosello della fanfara Brigata Alpina Cadore, donato alla cittadinanza, che non ha mancato di esprimere la propria vicinanza ed encomio agli alpini. È una città alpina, totalmente alpina, vocata ricordo che i nostri, quando si era giovani, i nostri ragazzi erano tutti alpini. Evviva gli alpini che sono bravi! È una cosa che va assolutamente fatta per ricordare il sacrificio che è stato fatto a suo tempo. È fondamentale mantenere la memoria. Complimenti agli alpini, bravi, bravissimi. Sembra una roba speciale da vedere. Mi piace essermi a vedere di nuovo. Bella cosa. Ritorniamo ancora tanti anni fa, quando c'era la Brigata Alpina Cadore qua, sembra di essere ritornati indietro. Gli alpini sono una forza nel volontariato, nell'associazionismo e quindi non possiamo fare a meno che volere bene agli alpini. Andiamo avanti con la nostra cronaca. Per rendere più sicuro il mercato settimanale di Belluno, una pattuglia appiedata di carabinieri che verrà utilizzata anche nelle prossime settimane è stata presente allo scopo di evitare il verificarsi di reati quali borseggi o truffe ai danni delle persone, soprattutto se anziane, di ambulanti irregolari o azioni di accattonaggio illecite. Favorevole l'impressione da parte dei frequentatori del mercato che, oltre ad apprezzarne la vicinanza, ricevendone una percezione di sicurezza, ha approfittato anche per chiedere informazioni di vario genere su problematiche quotidiane. Si è svolta in località Lago del Mis, Cascate della Soffia, nel comune di Sospirolo, un'esercitazione interforze promossa dai Vigili del Fuoco per testare il sistema di comunicazione satellitare da impiegare in caso di scenari di emergenza. Lago del Mis, scelto per mettere alla prova la ricezione del segnale dei gestori telefonici compromessa dalla geografia del luogo. Grazie all'impiego di tecnologie satellitari avanzate è stato possibile trasmettere in diretta streaming l'intera esercitazione, consentendo il monitoraggio in tempo reale delle operazioni ai posti di comandi sul posto e per la prima volta al centro di coordinamento dei soccorsi della prefettura, convocato appositamente per l'occasione. Queste avete visto le immagini arrivate proprio di questa esercitazione. Vivere in un luogo vuol dire doverci trovare da dormire, da alloggiare. In provincia di Belluno non è sempre semplice, renderlo più facile è la prima cosa per evitare lo spopolamento delle terre alte. Disponibilità di alloggi in provincia di Belluno. Ne parlammo prima con il presidente di Confedilizia. Poi l'argomento fu affrontato in un convegno a Feltre. Sul tema si è spesa anche Appia. Il dato che il caro affitti che esiste nel bellunese, ma è molto meno elevato rispetto ad altre zone d'Italia, è un dato positivo. È un dato positivo soprattutto alla luce dell'operazione che noi stiamo facendo come associazione nel cercare di rendere più attrattiva la nostra provincia e rendere più attrattive le nostre aziende artigiane, e quindi il fatto che la percentuale di salario che se ne va per pagare l'affitto sia relativamente bassa rispetto al resto d'Italia è potenzialmente un buon punto di partenza. Mancano lavoratori e se mancano gli alloggi trovarli è impossibile. La carenza di manodopera è un problema che ormai consideriamo strutturale, perché effettivamente diviene molto difficile reperire nuova manodopera e il dato sugli affitti è un punto di partenza potenzialmente molto positivo sotto questo punto di vista, perché potenzialmente ci permette di attrarre nuova manodopera dall'esterno, che è una delle
poche vie che abbiamo in questo momento per cercare di risolvere questo problema che, ripeto, ormai è strutturale. Servono alloggi, ma la loro tipologia non è indifferente. Quanto detto fino adesso farebbe presagire che ci possa essere un futuro positivo per questa situazione, ma ci scontriamo appunto con la carenza effettiva di alloggi, e anche quando questi alloggi sono presenti o non sono messi a disposizione perché si tratta magari di seconde case, oppure hanno una metratura e una struttura che non è in linea con quanto richiesto dal mercato, che soprattutto per attrarre lavoratori dall'esterno richiede metrature più piccole e superfici un po' più snelle e adattabili. Anche questa sera grazie per averci seguito, vi ricordo dopo di noi le previsioni del tempo, vi auguro una buona serata e una buona domenica, arrivederci.